Se la domanda è lo sport scende in politica, la risposta è no, lo sport sale sul podio in genere, quindi non scende mai. Questa come provocazione, ma se si intende politica partitica mai lo sport, mai Dino Ponchio come persona. Se invece si intende contribuire al miglioramento della gestione della cosa pubblica, dico sì sempre comunque nelle forme che ci saranno richieste e che saranno possibili attuare. Noi uomini di sport ci siamo in qualche modo consorziati, non abbiamo diciamo targhe politiche, abbiamo solo la targa dello sport e della voglia di fare, della voglia di muoversi, della voglia di costruire un domani migliore per la società tutta, ma per quanto ci riguarda per la segmento dello sport. Lo sport ha un grande valore socioculturale, ha un grande valore educativo, lo sport è agenzia educativa insieme alla famiglia, alla scuola, agli enti locali e rivendicando questo ruolo, come facciamo da anni, non possiamo tirarci indietro quando ci chiamano a dire la nostra sulla cosa pubblica, sulla gestione degli enti locali, sui comuni, quindi noi siamo a disposizione di chi ha bisogno di aiuto. Non siamo un partito politico, siamo un gruppo di amici che si sono consorziati sotto una sigla che chiamiamo Padova Sicura, sport, economia, sicurezza, sport e cultura. Questi siamo a disposizione per migliorare la gestione non solo dei fatti sportivi che riguardano lo sport, ma che riguardano la società tutta. In questo senso stiamo sentendo che aria tira a Padova per poter, in base a una unione virtuosa tra programmi che sono quasi sempre buoni e persone che devono essere valutate, per vedere chi aiutare al di là di ogni e qualsiasi bandiera.